Presidente Anselmi, un CDA di fine anno per fare un po' un bilancio di questo 2023 intenso, ma soprattutto per guardare al futuro, anzi a futura. Assolutamente sì, l'ultimo CDA dell'anno sostanzialmente è un po' un modo anche per farci gli auguri, soprattutto per presentare Futura, la nuova programmazione, per cominciare a lavorare, cioè non abbiamo mai smesso e quindi è l'occasione per cominciare di nuovo a programmare i prossimi 4 anni. Futura porterà ancora a terra, diciamo sul nostro territorio, tante altre risorse che permetteranno ai nostri stakeholders di sviluppare le proprie progettualità, le proprie idee. Quindi un'altra occasione, meglio di adesso, che arriva proprio l'approvazione in questi giorni alla vigilia di Natale, per farci gli auguri e per cominciare a lavorare per il prossimo anno. Dove ci si concentrerà con Futura in particolare, su quali ambiti? Con Futura ci si concentrerà soprattutto sui partenariati, sui progetti di comunità, sulle microfiliere, quindi sostanzialmente parliamo di cooperazione, di progetti di rete che ci permetteranno di riuscire a calarci sui territori con massa critica per diventare efficaci, maggiormente performanti, ma soprattutto per misurare concretamente e tangibilmente quelle che sono le ricadute che dovranno essere calate a terra. Questo è importantissimo, quindi razionalizzare le risorse, indirizzarle con attenzione, soprattutto creare partenariati, perché questi ci permetteranno veramente di creare uno sviluppo interessante del nostro paesaggio. Direttrice, il 15 dicembre 2023 la Regione ha ufficializzato la graduatoria, il GAL entra nel prossimo futuro, del prossimo quinquennio, entra in Futura? Certo, assolutamente sì. Allora la DGR, quindi la delibera con cui la Giunta regionale ha approvato le strategie di sviluppo locale, le 9 strategie, perché tutti i 9 i GAL esistenti sono stati finanziati e quindi le strategie che ciascuno di noi ha sono state approvate. È stata pubblicata appunto è dei primi giorni di dicembre ed è stata poi pubblicata sul BURV il giorno 15 di dicembre. Dà effettivamente formalmente avvio a tutta quella che è la programmazione. È chiaro che poi ci saranno una serie di adempimenti burocratici che ci serviranno per poter far in pratica partire gli interventi, le azioni e i bandi che apriranno sicuramente a partire dal primo semestre del 2024. Che cosa significa? Gli ambiti tematici all'interno dei quali il GAL lavorerà nella prossima programmazione sono quelli della valorizzazione del patrimonio del nostro territorio unico e straordinario e dall'altra parte i servizi per la collettività, per cui andranno ad aprire dei bandi che vanno ad intervenire sia nell'ambito extra-agricolo, quindi con risorse e interventi finalizzati alle imprese. Ci saranno poi tutta una serie di risorse che sono destinate a dotare i nostri territori di migliori e ulteriori servizi a beneficio della collettività nel suo insieme, con misure ad hoc di cui possono essere poi destinatari una serie di soggetti, ma contestualmente alla pubblicazione e all'avvio dei prossimi bandi organizzeremo una serie di incontri, di attività di animazione, di attività di comunicazione in modo da mettere tutti nelle condizioni di poter partecipare.